Settima corsa di questo pomeriggio all'Arcoveggio. È una settima corsa, corrisponde al premio B con una dotazione di 4.400 euro, riservata a cavalli europei di 4 anni non vincitori di 4.000 euro in carriera. Anche in questo caso abbiamo una corsa sui 1.660 metri canonici, quindi 2 giri di pista, e quindi la partenza è dalla retta delle scuderie. La macchina raccoglie i cavalli nella retta delle scuderie, ecco che sono comparse le luci dell'autostart e li lancerà nella retta delle tribune. Andiamo a vedere il campo dei partenti. Con l'1 è Grifondoro Adrian Gioni, con il numero 2 Gowan Laumar Maurizio Cheli, col 3 Gluckwise L Manuel Pistone, il 4 è Giscalabò con Filippo Monti, 5 Gin Tonica S Lucio Becchetti, 6 Gold Star Camp Roberto Faticoni a chiudere la prima fila. La seconda fila è per il numero 7 Goccia Ducras Antonio Di Nardo, 8 Giulia Sprizza Enrico Fiaschi, 9 Germania Francesco Facci e con il numero 10 Grezzar del Vento Alberto Garrutto. La macchina è entrata nella retta delle tribune, ora accelera e lascia i concorrenti a giocarsi le proprie chance per questa partenza. Davanti a tutti Gluckwise L sembra la più veloce, ci prova a difendere la corda Gowan Laumar, rimane davanti Gowan Laumar perché la prende molto larga Gluckwise L e poi sbaglia e quindi retrocede nelle ultime Numero posizioni 3 e viene anche Gluckwise squalificato, L quindi rimane davanti a tutti Gowan squalificato. Laumar. Grifondoro Adri rimane in seconda posizione e poi abbiamo subito del movimento perché si presenta Gin Tonica S come tutti si aspettavano a costruire all'esterno e ora provo subito a cercare di rilevare la prima posizione. 15,3 per la retta delle scuderie e Gin Tonica S dopo 500 metri scarsi è già davanti a tutti. Gin Tonica S, Lucio Becchetti ha preso la posizione che in questo momento gli permetterà di comandare le operazioni del restante momento che rimarrà da qui arrivare all'arrivo. Quindi 600 metri 45,2 ora arriva però Goccia Ducras, altra protagonista attesa della corsa. Goccia Ducras si mette a destra di Gin Tonica S e arrivano agli 800 metri in 59,8. Goccia Ducras ovviamente non vuole fare respirare Gin Tonica S che comunque un suo piccolo strappo l'ha già fatto. Goccia Ducras è molto incisiva a destra, i due cavalli si isolano, guadagnano un paio di lunghezze su Gowan Laumar che fa fatica a seguire, 14,2 per il chilometro. Goccia Ducras la mette pesante su Gin Tonica S che ovviamente deve far fronte a questo ennesimo sforzo. Quando siamo nella retta delle scuderie i due cavalli ovviamente non si risparmiano e arriviamo adesso agli ultimi 400 metri, è un 14,2. Goccia Ducras ha messo mezza figura davanti e Goccia Ducras sembra a metà della curva poter già prevalere su quello che è il leader da più o meno 800 metri, quindi Antonio Di Nardo e la sua Goccia Ducras entrano in retta d'arrivo, 14,9 per la curva. Goccia Ducras si isola davanti, Goccia Ducras non ce n'è, si arriva al palo con Antonio Di Nardo e Goccia Ducras che vincono davanti a Gin Tonica S. Poi abbiamo un arrivo tra il numero 8 che arriva terzo e Giulia Spritz e il numero 2 di Gowan Laumar che arrivano quarti, 13,7 per la vittoria, 2,2,3 per completare il rotolo completo dei 1660 metri. È la tripletta come allenatore per Ciro Di Nardo, la prima vittoria del fratello Antonio, quindi Ciro Di Nardo tripletta come Roberto Vecchioni per quello che riguarda la guida in questa giornata e si porta a casa questo successo l'allieva di Ciro Di Nardo per il signor Nicola Pisacane. Goccia Ducras la sua seconda corsa in carriera, questa femmina da Oasis B e Poiana Ducras.